È stata Vicenza a ospitare la quinta tappa del progetto Sidex, la parte brillante dell'Export, un percorso gratuito in 7 appuntamenti, uno per ogni provincia del Veneto, organizzato da Venice Promex con le camere di commercio della regione e rivolto alle imprese esportatrici. Per l'occasione è stato proposto un focus sugli Stati Uniti, mercato che per l'economia vicentina e veneta in generale rappresenta un export 8 volte l'import. Noi abbiamo avuto nei primi 7 mesi del 2021 una grande esplosione con un più 12,5% dell'esportazione dei prodotti, in particolare sul Vicentino eccelle l'oreficeria, che vanta già un 23,5% dell'export complessivo. Importante per le aziende che vanno all'estero conoscere molto bene gli aspetti giuridici. Decidere il foro competente in maniera esatta, che non potrà con gli Stati Uniti mai essere quello italiano, e quindi di conseguenza capire qual è la legge che governa il contratto, sono fattori imprescindibili, onde evitare eventuali spiacevoli sorprese. Sono tante le opportunità per le imprese venete negli Stati Uniti, specialmente guardando al 2022. Abbiamo approntato una nuova piattaforma digitale di proprietà della Camera, si chiama Piazza Italia. Piazza Italia sta diventando anche un concetto fisico, abbiamo degli spazi adeguati per ospitare delle fiere di settore. Sidex vuole dunque mettersi al fianco del sistema imprenditoriale veneto nell'approccio ai mercati internazionali attraverso indicazioni pratiche e riferimenti utili. I mercati oggi per affrontarli non puoi più improvvisare, li devi analizzare, devi avere quindi un'azione di intelligence molto forte, devi avere la capacità di acquisire informazioni di prima mano, ma è fondamentale avere informazioni vere, la trasparenza delle informazioni e non cadere nelle fake.